Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview. Ci avviciniamo alla partita del Catania in casa. Tanto entusiasmo nella città etnea per la sfida di domani con il Monopoli. Ha parlato da pochissimo Toscano, sentiremo anche alcune sue dichiarazioni, le confronteremo con alcuni dati che abbiamo trovato dalle nostre analisi tattiche e poi ovviamente parleremo come sempre anche dalle altre squadre di Serie C con il Siracusa e il Trapani e anche di altri sport. Lo faccio con i miei ospiti in studio, alla mia sinistra Carlo Breve. Ciao Carlo. Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti. E alla mia destra invece sembra Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. E invece dall'altra parte dello studio, bella come il sole, la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco e buon pomeriggio a voi amici da casa che ci state seguendo. Io vi comunico che la linea WhatsApp è già attiva, quindi aspettiamo i vostri messaggi al 342 77 12855. E sappiamo che qualcuno ha già scritto, c'è qualche abitué che scrive prima dell'inizio della trasmissione perché vuole anticipare i temi, vuole fare la preview di preview, ma vedremo anche altri messaggi. Invece io torno da Anna per fare il punto della situazione perché siamo alla vigilia della terza giornata di campionato, dunque il calendario e poi anche la classifica. Inizia domani la terza giornata di campionato alle 17:30 con due partite, Giuliano Foggia e Sorrento Trapani. Alle 20:30 Casarano Benevento, Casertana Potenza e Catania Monopoli. Domenica 7 settembre alle 17:30 Crotone Cosenza e alle 20:30 Altamura Cavese, Cerignola Siracusa e Latina Picerno. Si chiude la terza giornata mercoledì 17 settembre alle 20 con Salernitana Atalanta Under 23. Passiamo alla classifica. In testa con 6 punti Catania, Benevento e Salernitana, seguono con 4 punti Monopoli e Potenza, 3 punti Atalanta Under 23, Crotone, Casertana e Latina, con 2 punti Picerno, Cerignola, 1 punto Giuliano, Cosenza, Cavese, Sorrento e Casarano, con 0 punti Siracusa, Foggia e Altamura e chiude la classifica il Trapani con meno 4 punti. Allora Anna, grazie. Intanto entriamo nel vivo della nostra discussione andando ad ascoltare le prime parole di Toscano. Abbiamo isolato alcune parti della conferenza stampa. La prima è legata all'aspetto della fiducia, perché ce n'è tanta in questa prima parte della stagione rossa-azzurra, non tanto e non solo per le prime 2 vittorie in campionato. Sentiamo Toscano. La fiducia mi viene da come sta lavorando la squadra, da come la collaborazione che c'è, la sana competizione che c'è in questo gruppo di molto livellato verso l'alto e questo fa crescere la squadra e fa migliorare. Oggi tutti stanno bene, potrebbero giocare dall'inizio. Anche Stoppa l'ho visto molto bene, Lunetta l'ho visto molto bene, Martic l'ho visto molto bene, Pieraccini l'ho visto molto bene, per citare chi sta giocando di meno. Questa è la cosa che mi fa ben sperare e dobbiamo continuare con questo atteggiamento. L'atteggiamento, ne parla sempre, no? Atteggiamento, concentrazione, mentalità, Carlo, però è indubbio che si vede una differenza, c'è una differenza netta, noi ci piace raccontare i fatti, no? La differenza rispetto all'inizio della stagione scorsa è evidente. Ma tutto parte da una base, no? Da un ritiro. Il ritiro è un momento cruciale per un allenatore dove può iniziare a lavorare mettendo le sue idee al primo posto e trasferendole al gruppo squadra. Ritiro che l'anno scorso ha avuto grandissimi problemi, tanti giocatori, tanti esuberi, difficile lavorare con un gruppo squadra di 24 giocatori. Quest'anno ha potuto fare quello per cui lui crede maggiormente e chiaramente ne sta traendo adesso i frutti. Poi un allenatore è bravo quando riesce a stimolare tutto il gruppo, fa bene a parlare di quelli che finora sono impiegati un po' meno, le dinamiche nel calcio cambiano partita dopo partita, domenica dopo domenica, per ora è il momento. C'è una base solida, c'è un 11 solido che dà grandi garanzie, ma lui non dimentica quelli che da un momento all'altro avrà bisogno. Io voglio tornare da Anna perché voglio sentire i primi messaggi che arrivano dai nostri telespettatori. Anna. Sono già arrivati alcuni messaggi, ecco il primo. Buongiorno, ho visto il video di Forte e Caturano che parlano dell'unione per arrivare all'obiettivo. Io vado controcorrente e scommetto che quest'anno farà più gol Forte. Una domanda per Carlo. C'è una squadra che come qualità è a livello del Catania in questo campionato? Secondo me no, soprattutto sulle tre quarti.
E ancora un altro messaggio: ciao a tutti, ho sentito le parole di Grella ieri nei servizi di Marco. In società si respira aria diversa e poi il potenziale da trasformare. Mi sembra che si sia sbilanciato abbastanza, che ne dite? Ultima domanda per Carlo: credi anche tu che il Monopoli sia il primo vero banco di prova per il Catania? Allora, da che cosa partiamo? Intanto direi il discorso... Dalla qualità dell'organico del Catania rispetto alle altre, sicuramente sulla tre quarti il Catania ha un organico veramente, sono 5 giocatori, se mi dici di scegliere quali sono i migliori mi viene difficile scegliere, insomma sicuramente Ciccarelli un po' per quanto mi riguarda un po' sopra rispetto a tutti, ma gli altri veramente di grandissimo livello. Ci sono altre squadre che sicuramente hanno degli organici di alto livello e possono competere con il Catania. Su Forte voglio sentire invece Ermanno, perché Forte Catulano, no? C'è il nostro telespettatore che scommette, dice segnerà più Forte. Bisogna vedere intanto chi giocherà di più, chi prenderà il posto, diciamo, da titolare, però le parole di Toscano in conferenza sono state abbastanza chiare, parla comunque di un'ambivalenza, anche possibilmente... Lo sentiremo proprio su questo. Di un'unione dei due giocatori, poi ovviamente bisogna vedere, perché è difficile cambiare in corso d'opera anche quello che è il progetto tattico. Sicuramente sono due giocatori molto in gamba entrambi, di categoria, che sanno in qualche modo cosa vuol dire vincere campionati, sanno cosa vuol dire fare gol e soprattutto hanno delle caratteristiche che in qualche modo mancavano un po' l'anno scorso, e soprattutto anche nell'alternanza era quello che mancava l'anno scorso al Catania. Monopoli primo ostacolo? Sì. Vero? Del Monopoli, Catania in questo campionato? Monopoli squadra di rango, squadra che viene da un campionato eccezionale, che l'anno scorso per lunga parte del campionato è stata la vera sorpresa anche prima, quindi ha ceduto un po' solamente nella parte finale, quindi stanno riconfermato l'allenatore, riconfermata gran parte della squadra, secondo me anche un po' migliorata lì davanti. Oggi ho sentito anche Toscano alla specifica domanda se si era indebolito lì davanti, non era d'accordo, sono d'accordo con Toscano, anche lì davanti parte... secondo me hanno migliorato un tantino il loro organico. Anche quella parte sentiremo. Invece io vi faccio vedere subito una grafica, perché ci chiedeva il nostro telespettatore, ci diceva ma Grella ieri si è sbilanciato, ha detto delle potenzialità che si devono trasformare in fatti. Guardate quello che è stato il mercato del Catania nella ultima sessione, quella che si è chiusa lunedì, lo vediamo attraverso la grafica, ecco qui. Vi faccio vedere, chiaramente ci sono gli arrivi che sono 11, praticamente 12, perché Leonardi è un acquisto vero del Catania per il futuro, poi è andato in prestito alla Ternana, tornerà l'anno prossimo, ma guardate la colonna delle partenze, non è completa, ci sono altri giocatori, per cui la sensazione, Carlo, è che appunto il lavoro non sia stato solo nel migliorare l'organico, quello che dicevi tu prima, ma anche nel mettersi nelle condizioni di riuscire a lavorare con quei giocatori che tu avevi delineato come i giocatori che stanno nella lista dei 23, o qualcuno in più. Sì, Marco, è stato fatto un lavoro importante, era necessario farlo per consegnare a Toscano delle coppie per ogni ruolo, è stato fatto bene e quindi anche gli esuberi sono stati smaltiti. Mi sembra che siano rimasti solo Luperini e De Rose. Esattamente. E quindi è stato fatto un lavoro importante. È stato fatto un lavoro importante. Questa è la grafica che racconta appunto degli 11 arrivi, 12 con Leonardi, delle tante partenze che ci sono state. Io voglio sentire Toscano, perché Toscano ha parlato oggi del mercato del Catania, di quello che sono le sue sensazioni sul mercato del Catania. Andiamo ad ascoltarlo. Contento, normale che ci avevamo prefissati delle cose da poter fare e migliorare, non sono state, non si sono concretizzate per tanti motivi, perché il mercato è figlio di tante cose, di tante dinamiche e di tempi diversi, di opportunità. Ci eravamo detti anche che se dovevamo fare qualcosa tanto per farla, era meglio non farla. Credo che abbiamo costruito un gruppo omogeneo, soprattutto, livellato, un gruppo che sta bene insieme, che sta lavorando bene insieme. Poi il campionato dirà se
si poteva fare meglio o no. Per questo dico contento, sì, sono contento, perché soprattutto nella scelta degli uomini abbiamo cercato di sbagliare il meno possibile. La dimostrazione di questi 2 mesi di lavoro è lampante. La più competitiva? Noi vogliamo essere protagonisti di questo campionato. Oggi è presto parlare di chi è la favorita, chi sono le pretendenti, che poi nei campionati ci sono sempre le sorprese, che tutti parlano di 2 o 3 squadre. Per me ce ne sono 5-6 che possono inserirsi per essere protagonisti. Sulle parole di Toscano, intanto volevo sentire Carlo, ma prima vi faccio vedere la lista dei 23 in questo momento del Catania. I giocatori evidenziati sono i nuovi acquisti, gli altri sono i giocatori che erano già presenti in rosa l'anno scorso. Ricordiamo appunto che sono fuori De Rose e Luperini, e c'è dentro Di Tacchio che ieri ha parlato nella presentazione della squadra al Comune. Non dovrebbe esserci in questa partita, ma è pronta la possibilità per lui di essere convocato. Carlo, cosa pensi delle parole di Toscano che abbiamo sentito? Che è chiaro secondo me che alla prima domanda, quando lui risponde se sono contento, ci sono delle cose che magari ci eravamo prefissati e non abbiamo raggiunto, lui si sta riferendo Al centrocampista. a Buglio. Sì, esatto. Perché un giocatore come Buglio con quelle caratteristiche poteva migliorare la qualità della rosa del Catania, però dice se dovevamo fare qualcosa tanto per farla, non l'abbiamo fatta, mi tengo volentieri e sono contento dei giocatori che ho. Ho fatto una sintesi di quello che voleva dire, secondo me voleva dire questo. Anche nei tempi. A proposito di tempi, ci siamo concentrati su 2 giocatori che hanno dimostrato di avere il tempo giusto nella partita di Cavalieri Tirreni l'altro giorno, vale a dire Forte in attacco e Dini in porta. Per la nostra lente di ingrandimento vado subito da Anna, che ci parla proprio di Francesco Forte. Francesco Forte è un attaccante mancino dal valore di mercato di 200.000 euro, attualmente in prestito dall'Ascoli Calcio con contratto in scadenza al 30 giugno 2026. È un giocatore duttile e generoso che può essere impiegato sia come punta centrale che come seconda punta, muovendosi con efficacia su tutto il fronte offensivo. La sua capacità di dialogare con i compagni e la presenza costante in area di rigore, sia con i piedi che nel gioco aereo, lo rendono un riferimento prezioso per qualsiasi reparto avanzato. È cresciuto nel vivaio dell'Inter Primavera, con cui ha conquistato uno scudetto. Forte ha vissuto una carriera ricca di esperienze tra Serie A, B e C e un'avventura all'estero in Belgio. Ha lasciato il segno soprattutto in cadetteria, 17 gol con la Juve Stabia nel 2019-2020 e 15 con la maglia del Venezia nella stagione successiva. I suoi numeri raccontano molto del suo percorso: 13 presenze e un gol in Serie A, ben 191 presenze in Serie B con 58 reti e 9 assist, oltre a 118 apparizioni in Serie C condite da 39 gol e 4 assist. Sono dei dati che confermano la sua attitudine a incidere e la sua capacità di garantire peso offensivo ovunque sia chiamato a giocare. 2 gol, tante giocate, soprattutto nella partita con la Cavese. Le vedremo fra poco con il nostro Ermanno. Intanto io vi faccio sentire nuovamente Toscano, perché ha parlato di Caturano, per cui del giocatore con cui si contende la maglia titolare Forte in questo momento, ma anche della possibile coesistenza dei due. Sentiamo. Ma Sasà è venuto con una grande voglia di dimostrare il suo valore e quello che sa fare. Non deve dimostrare niente, perché come è arrivato Forte, Rolfini, con questa grande voglia, perché poi Catania è questa, arrivi in questa grande piazza dove le aspettative sono tante e tu non vedi l'ora di dimostrare il tuo valore. Poi per l'impiego di domani vediamo, abbiamo ancora un giorno per valutare se dall'inizio, se a partita in corso, che minutaggio dargli. Queste sono valutazioni che faremo nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la coesione tra Caturano e Forte, quando c'hai dei calciatori forti, gioco di parole, non hai problemi a metterli insieme, devi trovare il feeling giusto, il modo di stare in campo giusto, che poi i giocatori forti si ritrovano sempre bene. Oh, questo possiamo giocare assieme allora?
giocatori Il forti. Catania è stato costruito per giocare in maniera diversa, con i due trequartisti e la prima punta, quindi secondo me saranno antagonisti per questo ruolo. In determinate partite dove ci sarà bisogno di entrambi, durante l'arco della partita li vedremo entrambi insieme. Non credo dall'inizio. Non credi dall'inizio, probabile staffetta possibile anche nella partita di domani in casa. Vado da Ermanno, perché hai concentrato la tua prima clip proprio su Forte. Ci fai vedere tanti suoi movimenti alla partita con la Cavese e come lui lavora nei 16 metri. Sì, diciamo, cercato di ritagliare qualche video che prendesse in maniera completa quelle che sono le caratteristiche di Forte, e giocatore completo che sa giocare soprattutto dentro area ma anche al di fuori, e sa giocare molto di spalle. Se possiamo partire con le immagini, vediamo fin da subito quella partita proprio col Foggia. È un giocatore che si sa appoggiare tanto, che cerca tanto l'uomo, tanto il gioco di spalle. Anche qui vedi, lavora con la squadra, cerca i riferimenti in scarico per poi attaccare l'area. Qui invece un'altra situazione dove lavora proprio nel suo habitat naturale, che sono i 16 metri dentro area. Vedi il contatto col braccio, cerca sempre di mantenere questo contatto per cercare poi di girarsi e ricercare lo spazio per poi andare al tiro. Qua è poi molto bravo, esperiente nel trovare il rigore. Qua vedi, altra situazione, lavora di spalle, non per se stesso ma per il compagno. Vede che il compagno voleva un triangolo, voleva l'1-2, però anche qui vedi il contatto, sa giocare tanto di spalle, sa giocare tanto col corpo, usa molto bene questa sua fisicità per se stesso e per liberare i compagni. E poi infine qua vediamo proprio il gol, vediamo come sbraccia, si muove. Tante immagini della partita con il Foggia anche, io dicevo della Cavese soprattutto, ma invece tante della partita col Foggia. Qui vedi la ricerca quasi della giocata, o addosso per girarsi o addosso per giocare in scarico con i compagni. Poi è un giocatore anche molto intelligente, vedi, si libera e cerca il suo spazio sempre all'interno dell'area. Poi vedi col mancino è un giocatore molto pulito, molto tecnico, che sa calciare molto bene in porta, e soprattutto quando la porta la vede frontalmente. Quindi è un giocatore completo, un attaccante completo, d'area di rigore, un po' più d'aria rispetto a Caturano, che invece è un giocatore che si sa muovere molto bene e anche un po' meglio nei 25 metri d'attacco. Bravo, sono alla fine. Tutto quello che penso io. E poi abbiamo visto anche il gesto dello squalo, su cui hanno scherzato proprio Forte e Caturano in un contributo social. Caturano è più talentuoso. Questo Forte è proprio forte negli ultimi 16 metri, proprio è un predatore degli ultimi 16 metri. Caturano negli ultimi 25, gli aggiungiamo 10 metri, ha un talento incredibile. Incredibile, soprattutto chiaramente che si vede tantissimo nella categoria in questo momento del Catania. Andiamo a parlare invece di un altro giocatore forte, ma che non si chiama Forte, ma è il portiere del Catania, cioè Dini. Allora torno da Anna per la seconda nostra lente di ingrandimento. Dini è un portiere affidabile e con una forte mentalità difensiva. Andrea Dini continua a ritagliarsi spazio nel panorama calcistico italiano. L'estremo difensore è alto 1,84 m, ha un valore di mercato stimato intorno ai 200.000 euro e un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Dini si è sempre distinto per l'atteggiamento in campo, entra tra i pali con l'idea di parare tutto, ma non solo. È infatti un portiere moderno, proattivo, che ama giocare coi piedi, partecipare alla costruzione della manovra e guidare con personalità la linea difensiva. La sua carriera lo ha visto protagonista in diverse piazze importanti. Dopo l'esperienza a Trapani, culminata con la storica promozione in Serie B attraverso i play-off del 2018-2019, ha vestito la maglia di Crotone, Juve Stabia, Padova, Avellino, Catanzaro e Catania, oltre a un passaggio al Parma dove ha fatto parte della rosa anche in Serie A. Sul fronte delle statistiche i numeri parlano chiaro: 3 presenze in Serie B, ben 162 in Serie C con 63 clean sheet e altre 75 in Serie D con 37 partite a porta inviolata. Sono dei dati che confermano la solidità di un portiere capace di garantire sicurezza e continuità a qualsiasi squadra. Prendo spunto dalle ultime parole di Anna, sicurezza, continuità, il Catania l'ha vista fin dalla fine. Mi ricordo di più di Dini, le tante belle parate, ma anche le lacrime della partita con il Pescara, l'ultima partita dell'anno scorso, la testimonianza di quanto lui tenga già a questa maglia. Mi ricordo soprattutto che all'inizio c'era dello scetticismo, sì, no? Mentre Dini è stato fortemente voluto da Toscano, perché ne conosceva le doti, si è dimostrato un portiere affidabilissimo e anche si è legato
a questa piazza, e questo è sicuramente un fattore in più. Un dato determinante in più. Chiudiamo questa prima parte, torno da Anna, perché ci sono anche i contributi social, no Anna? Perché qualche giocatore del Catania ha messo qualcosa. Prima mi sembra che l'abbiamo detto già, abbiamo spoilerato qualcosa, perché in realtà sì, questo spazio social è diventato una puntata National Geographic questa settimana, perché a seguito della partita i nostri giocatori pubblicano sempre qualcosa, e la cosa più magica sui social sono i commenti. Così sono andata a vedere questa immagine di Forte che scrive sudore e sacrificio insieme, però vorrei leggervi i commenti, perché ho scoperto solo adesso che lui viene paragonato allo squalo. Tutti scrivono: a parte tutte queste faccine dello squalo, da quanto non vedevamo un attaccante come te, ogni pallone che arriva fai sempre a sportellate con tutti ed è sempre tuo, facci sognare squalo, vai squalo sei forte. E ancora con tanto di immagini. Così, dopo aver visto ciò, ho guardato anche i commenti sotto il post di Jimenez, che è un post abbastanza serio in realtà, però anche qui lo paragonano a un altro animale. Qui vediamo il cavallo. Ah, bene. Allora, insomma, diciamo... Con tanto marco di incitamento alla corsa, hop. Quindi noi, da una foto abbastanza seria, quasi da copertina, nei commenti è diventata praticamente la telecronaca del Palio di Siena. Di Filippo Galtieri, fotografo ufficiale del Catania, ma insomma uno zoo, diciamo, che tutti i tifosi del Catania sperano porti a un grandissimo risultato. Ermanno, forse Anna non aveva finito? No, sì, ha finito, e allora Ermanno? Un piccolo, diciamo, spunto social l'ho visto anche dal profilo di Allegretto, sì? Che comunque è un po' fuori da quelli che sono adesso esatto. Gli 11 nella testa di Toscano, però ha messo un'immagine in allenamento col pugno chiuso, un po' un gesto forte che fa capire che vuole rimettersi in gioco e vuole riprendersi anche un pochettino il suo spazio. L'abbiamo visto anche molto convinto, con uno sguardo molto convinto anche nella presentazione ieri al Comune. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per le parole di Toscano sul Monopoli e andiamo a studiare anche l'avversario del Catania. Fra poco. Seconda parte della nostra preview dedicata almeno inizialmente all'avversario del Catania, e soprattutto poi andremo da Ermanno nuovamente per contrapporre, come abbiamo fatto anche nella prima puntata, alcuni atteggiamenti tattici del Monopoli con quelle che possono essere le risposte del Catania e viceversa. Ma intanto io voglio andare a sentire Toscano, che ha parlato appunto poco meno di 3 ore fa proprio sul Monopoli. Ascoltiamo. È una squadra che ha lo stesso allenatore dalla passata stagione, quindi un impianto di gioco già collaudato. Ha cambiato gli elementi che doveva cambiare, ma lo zoccolo duro l'ha mantenuto. Ha messo dei giovani interessanti, ha fatto 2 buone gare con Cosenza e Siracusa. È una squadra che la passata stagione ha fatto un ottimo campionato, lo vuole ripetere, quindi le insidie di una gara ci sono tutte. Noi dobbiamo essere pronti, carichi. Ho visto la squadra che si è allenata con attenzione, con concentrazione, e questa è la cosa più importante. Ed essere pronti soprattutto a quelle che potrebbero essere le situazioni da sfruttare noi e limitare le loro. Non sono pienamente d'accordo che si sia indebolito nel reparto avanzato, perché ha perso dei giocatori bravi come Bruschi e Grandolfo, ma altrettanto ha messo giocatori bravi come Longo, come Fall, con caratteristiche diverse ma con la stessa pericolosità. Gli esterni li ha un po' cambiati, ha messo più freschezza, perché nella partita con Siracusa hanno dimostrato grande dinamicità. Questo dunque è il racconto. Carlo, vedo che annuisci, perché sono le sensazioni che hai del Monopoli anche tu, no? Sì, anche dico, nello staff, oltre il mister Colombo, c'è oggi Massimo D'Urso, catanese doc, che l'anno scorso era il match analyst del Catania, quindi un piccolo
vantaggio in più, sicuramente il Monopoli dalle conoscenze di Massimo ce l'avrà, e sono d'accordo, anzi lui non ha menzionato Tirelli tra gli attaccanti, che secondo me è quello più in forma in questo momento, quello più determinante. 2 gol nelle prime 3 gare e domenica poteva far gol e ha trascinato, un vero trascinatore, un ragazzo del 2002 che è in grandi condizioni, sicuramente farà parlare di sé, oltre Fall, che magari non è nella migliore condizione fisica perché era stato abbastanza fermo, ma è una gazzella, ha fatto 55 minuti a Siracusa di grandissimo livello, con un giocatore funambolico. Ne parleremo anche di questo fra poco nelle schede che ha preparato il nostro Ermanno, ma io voglio tornare da Anna perché mi dice dalla postazione che ci sono tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno. Iniziamo con questo per Ermanno. Ho notato che in mezzo manca a mio avviso un centrocampista saltatore, al di là del ritorno al meglio di Di Tacchio. Per Marco, concentrazione e mentalità sono le parole che spesso usa Toscano. Questa volta la società gli ha dato tutte le armi, adesso tocca a lui. Ciao, una domanda a Marco. Si parla tanto della fiducia e della speranza per quest'anno, ma io finché non vedo, non credo. 2 partite non bastano. E termino con: vorrei fare un complimento ad Anna, molto carina ma mai sopra le righe. Oggi di righe ne abbiamo parecchie. Sei dentro le righe più che fuori dalle righe. Per gli altri al tavolo io credo che si parla molto poco di Dini, a Cava ha salvato il risultato, ne abbiamo parlato oggi invece. Poi avete sentito gli altri al tavolo, diciamo, insomma, quelli di secondo piano al tavolo. Mi ricordi la prima, Anna, sul... Sì, per Ermanno. Sì, su Di Tacchio, ok, sì. Ok, ce l'ho. Sì, manca l'assaltatore? Secondo me l'assaltatore non è neanche Di Tacchio di per sé, perché non credo che si riferisse a questo. In realtà faceva riferimento a Di Tacchio come assaltatore. No. Di Tacchio è un incontrista, è uno che in realtà l'anno scorso... manca quella figura lì? Ma in realtà secondo me non è una figura che Toscano ricerca nei suoi centrocampisti. Okay. Non è una figura che in qualche modo vuole nel suo gruppo squadra, anche perché vedi Aloi, vedi Corbari, vedi anche Quaini e vedi anche l'interesse per Buio. Non sono giocatori che vanno dentro, che si inseriscono. 2 anni fa era Zammarini, questo era il profilo di assaltatore. Però, più adatto alla di centrocampo a 3, però non ai 2 mediani. Se giochi con i 2 mediani è difficile trovare qualcuno che entra dentro. L'anno scorso lo faceva Gimenez, ma perché ce l'ha molto più nelle corde. Però è un giocatore che effettivamente non è totale, secondo me, per la visione del centrocampo di Toscano. Su Toscano mi chiedevano se c'ha tutte le armi, sì, tranne forse appunto quel tipo di giocatore lì a centrocampo. Certamente sta messo meglio dell'anno scorso, può fare ha più frecce al suo arco da giocare. Ovvio che ha adesso una responsabilità più importante rispetto a quella che aveva l'anno scorso. Sulla fiducia, ragazzi, giustamente chi non vede non crede. Speriamo che possano vedere per i tifosi del Catania nel futuro cose migliori. E su Dini ne abbiamo parlato poco fa, dunque abbiamo rispettato il volere di questo telespettatore. Andiamo a parlare invece del Monopoli nuovamente, perché Ermanno fatica un po' a costruire sotto pressione, è il tema del tuo secondo taglio. Sì, è stata anche una domanda posta a Toscano durante la conferenza stampa. Il Monopoli che usa molto nel suo diciamo principio tattico quello che è la costruzione dal basso, soprattutto nella prima parte di gara, la costruzione che serve in qualche modo ad attrarre l'avversario per liberare spazio dietro la linea di difesa, e quindi per liberare quelli che sono i 30-40 metri di profondità, che dopo vedremo con Fall, che prima il mister ha preannunciato, ha citato, che diciamo è una delle carte che si gioca molto spesso il Monopoli di Colombo. Vediamo proprio dalle immagini video qua il Siracusa che va in una pressione altissima, uomo su uomo, limita completamente quella che è la giocata in costruzione di Piana che la mette su Fall. In questo caso poi vedi sulle seconde palle si crea, proprio perché vai a pressare uomo su uomo, si crea un 1 contro 1 con il Monopoli che in questa situazione perde completamente quella che è la loro caratteristica principale, ovvero la densità a centrocampo. Quindi quando
quando, e soprattutto il Catania adesso lo vedremo col prossimo video, secondo me è un'arma che bisogna sfruttare soprattutto nel primo quarto, nei primi 20 minuti di gara, perché in quelle situazioni può il Catania dare fastidio. Ovviamente la pressione che andrà a fare il Catania è diversa rispetto a quella che vedremo nel video successivo. Appunto, perché la pressione è importante, andiamo subito al video successivo, certamente, che quella che fa il Catania anche per recuperare il pallone. Bisogna stare attenti chiaramente un po' dietro. Sì, Marco, diciamo che l'abbiamo visto già dalle prime 2 uscite, anche le prime 3 uscite, perché anche col Crotone ha fatto una pressione alta. Qui vediamo proprio con la Cavese, pressione anche qui altissima, uomo su uomo, addirittura Forte va sul portiere per limitare la giocata. Questo ovviamente è un'arma a doppio taglio, perché ti porta poi a difendere la profondità con 1 contro 1, diciamo anche abbastanza pericoloso. Qui l'attaccante guida della Cavese non era un attaccante che attaccava molto bene la profondità, aveva più delle doti differenti, però vedi, si può anche in qualche modo rischiare in questa pressione. La cosa che in qualche modo mi stuzzica capire, mi incuriosisce, è capire come il Catania andrà a fare una pressione, perché il centrocampo del Monopoli è un centrocampo a 3, non è un centrocampo a 2, e quindi bisogna capire se effettuerà un uomo su uomo e quindi alza un braccetto nella linea di centrocampo, oppure se mantiene un 3 contro 2 dietro, quindi mantiene una superiorità difensiva, fa il primo controllo, cioè fa una pressione sul primo controllo, soprattutto sul braccetto, e poi lì va su una pressione a uomo nella zona, quindi lasciando poi quello che è il braccetto opposto libero. E aggiungo che ci sono 2 similitudini tra Cavese e Monopoli. La similitudine maggiore è che cominciano da dietro sempre l'azione con il centrale. La costruiva piana della Cavese, la costruisce Miceli, giocando palla sul portiere. Il Catania quindi dovrà preparare una pressione soprattutto sul portiere, è lui che rilancia sempre. Ricordiamoci che Cava ha preso gol, poi annullato dal VAR, attraverso una costruzione dal basso, è stato un rilancio del portiere nel quale non è riuscito a pressare bene Forte, e potrebbe succedere la stessa cosa domani, perché il modo di costruire della Monopoli è uguale a quello della Cavese. Costruiscono sempre dal centrale, palla dal centrale verso il portiere. Sì, c'è da capire semplicemente la Cavese giocava con 3 riferimenti davanti, e quindi ogni difensore aveva il suo riferimento. In questo caso solo con 2 attaccanti. C'è da capire un pochettino come, se sono i 2 braccetti che stringono e vanno a uomo e Di Gennaro gioca da libero, oppure potrebbe anche in realtà non avere subito quella pressione molto feroce, anche perché vedremo dopo le caratteristiche degli attaccanti. Del Monopoli sono tutt'altre rispetto a quelle della Cavese, quindi secondo me è un punto che potrebbe giocare sia a favore che contro dal Catania. Secondo me, come ha detto anche all'inizio della conferenza, l'atteggiamento cambierà a seconda di come il Monopoli si mette in campo, come il Monopoli approccia la gara. Ritorniamo a parlare fra pochissimo di Catania e Monopoli, però io prima voglio andare dal collega Marco Petrolito, che vedo già collegato dalla bellissima Siracusa, con la situazione. Ciao Marco, buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio a voi. Allora Marco, intanto il mercato, perché sono arrivati altri giocatori in casa Siracusa anche dopo la fine del mercato. Stiamo parlando di Parigini, stiamo parlando di Silla, una squadra che ha destato delle buone impressioni seppur non ha recuperato punti nelle prime 2 giornate di campionato. Raccontaci un po' la settimana che fa da preludio alla prossima partita. Sì, Siracusa che si prepara alla sfida in programma domenica sera a Cerignola, oggi pomeriggio, tra poco, anzi è prevista la conferenza stampa di presentazione del match da parte del tecnico Turati. Si svolgerà anche la rifinitura successivamente con la squadra che è pronta a partire per la Puglia, come dicevi, con i nuovi acquisti Frisenna, che è arrivato dal Catania nei giorni scorsi, soprattutto con l'attaccante Vittorio Parigini, che va a rinforzare il reparto avanzato di una squadra che comunque ha numerose opzioni lì davanti. Ricordiamo che si aggiunge appunto all'acquisto di Parigini anche quello del portiere Silla, come dicevate da studio, e dunque una squadra che ha diverse opzioni tattiche, che giocherà ancora una volta con uno schieramento simile a quello che abbiamo visto nelle prime 2 partite. C'è da dire che comunque la rosa del Siracusa sembra abbastanza ben allestita, nonostante, come dicevate, abbia raccolto pochissimo rispetto a quanto seminato nelle prime 2 gare che comunque hanno rappresentato un banco di prova importante sia per il gioco sia per gli schemi di Mister Turati, che hanno convinto
i tifosi azzurri che seguiranno anche la squadra in trasferta. Sono 500 i biglietti a disposizione della tifoseria siracusana, e che comunque prevede un certo flusso di pubblico da parte della tifoseria anche per questa trasferta, tifoseria che è molto calda, ha dimostrato di essere vicina alla squadra e di sostenerla al di là dei risultati che in questo inizio di stagione tardano ad arrivare. Per quanto riguarda il mercato, c'è ancora da aggiungere un piccolo tassello. I nomi sono top secret, ma si potrebbe attingere dal mercato degli svincolati per quanto riguarda un ulteriore attaccante, visto che Molina, che si era fermato la settimana scorsa prima della gara di Monopoli, dovrà star fermo per almeno 2 mesi per un infortunio al menisco, subirà un intervento proprio nelle prossime ore, e dunque non è da escludere, come dicevamo, che un altro attaccante verrà a dare manforte alla rosa comunque già sufficientemente ampia a disposizione per ambire appunto alla salvezza in questa categoria. Hai fatto bene, Marco, a ricordare anche Rio di Frisene, che però è arrivato prima della fine chiaramente del mercato. Invece ti chiedo quello che può essere l'11, ancora è presto, chiaramente c'è la rifinitura, deve parlare Turati, la partita è domenica con il Cerignola, però quello che al momento potrebbe essere l'11 del Siracusa. Sì, ci sarà qualche variazione rispetto alla gara col Monopoli, non tanto nella disposizione in campo quanto negli uomini. Si prevede il rientro di Limonelli, che aveva saltato la scorsa sfida per squalifica. Quello che cambierà potrebbe essere la posizione di Limonelli, che sarà uno dei 2 a sostegno del tridente di Capanni in avanti. Si andrà comunque con Bonucci in porta, che verrà riconfermato, visto che comunque Farroni è ancora fermo per un problemino che si porta dietro da tempo. Puzzone, che giocherà sul settore destro della difesa. I 2 centrali saranno Bonacchi e Pacciardi, quindi Pacciardi per Falla, prima partita da titolare dunque per Pacciardi, che era stato anche egli fermo per infortunio ad inizio stagione. Job giocherà sulla sinistra con Limonelli e Candiano, che agiranno dietro il tridente, composto questa volta da Guadagni, Contini e Valente che aveva fatto vedere delle ottime cose nella ultima mezz'ora in cui è stato schierato con il Monopoli. E come unica punta ci sarà Capanni, autore del gol che aveva portato momentaneamente in vantaggio il Siracusa domenica scorsa, e che dunque viene riconfermato al centro dell'attacco, anche se, lo diciamo, sono molte le soluzioni a disposizione del tecnico. I nuovi acquisti dovrebbero partire dalla panchina, per il resto, ecco, ulteriori novità si attendono, come dicevate, dalla conferenza stampa che si svolgerà tra circa un'ora. Esattamente. Ciao Marco, grazie, ci vediamo venerdì. E ovviamente per i tuoi contributi nel corso dei nostri telegiornali. Io ritorno dal nostro Ermanno per ritornare a parlare del Monopoli in contrapposizione al Catania. Poi andremo anche a Monopoli con un nostro collega fra pochissimo. Problemi sulle palle aeree per un giocatore della difesa del Monopoli soprattutto. Sì, per diciamo il capitano, quello che è il faro un po' della difesa del Monopoli, Viteritti, che sicuramente non critico le qualità di Viteritti, che comunque ha fatto vedere grandissime qualità anche nella fase di spinta. Già in 3 partite ha siglato 2 assist, però un giocatore comunque dalle caratteristiche fisiche non proprio da difensore centrale, 1,75 m, quindi un po' bassino, e fa fatica un po' sulle palle aeree, sul gioco fisico, ed è però un giocatore molto di esperienza, 31 anni, che sa usare molto bene il suo corpo. Vedi, il mister prima l'ha soprannominato un cagnaccio, no? Uno che non molla mai, però vedi, è uno che si sbraccia molto, uno che usa molto il fisico, e questo potrebbe essere un vantaggio per quelli che sono i trequartisti o l'attaccante centrale del Catania, che possono utilizzare questa diciamo deficit del giocatore pugliese per sfruttare quella che è la loro pericolosità. Vediamo un po' delle immagini. Anche qui vedi come usa molto soprattutto le braccia, trattiene molto l'avversario, sì. È un giocatore sicuramente di grande esperienza, vedi, tira il braccio. Anche questa esperienza, fra parentesi. Sì. Anche questa esperienza. Però la qualità, la differenza rispetto a Capanni, sicuramente forte, ha un'esperienza diversa, o Caturano, che sia, che devono sfruttare anche queste, diciamo, debolezze della squadra pugliese. Voglio andare fra pochissimo a Monopoli, ci andiamo fra un minuto, ma solo prima ti volevo che tu ci facessi vedere invece la situazione legata al gioco aereo del Catania, perché come può approfittare magari di queste situazioni il Catania? Il Catania, l'ha detto anche Toscano in conferenza, Jimenez è un giocatore
che vuole Che si dentro deve aria, inserire. che chiede dentro aria. L'ha fatto il gol. L'ha fatto il gol, ma non è solo Jimenez che deve entrare dentro aria. La volta scorsa abbiamo parlato dei quarti, il quarto opposto Sì. che va dentro, l'abbiamo rivisto anche a Cava. Se partiamo con le immagini, facciamo vedere proprio il gol poi annullato dall'FVS. Qui vediamo il cross, vediamo già 3 giocatori dentro aria e sono bravi sia Forte che Jimenez a isolare, diciamo, un solo difensore. Uno taglia davanti, uno taglia dietro. Questo diciamo spiazza un po' il difensore che non sa chi prendere, e qui è poi è bravo Jimenez a siglare la rete. Qua vediamo un'altra situazione dove Forte cerca di venire incontro per giocare di sponda, quello che abbiamo visto prima. arriva il solito Donnarumma dall'altra giocata parte. sul quarto opposto, sempre con tanti uomini dentro aria, e poi è bravo Cicerelli a guadagnarsi il rigore, un po' meno poi un po' più sfortunato nella trasformazione è stato bravo Boffelli, bravissimo a parare il calcio di rigore. Voglio andare a Monopoli adesso dal collega Domenico Di Carlo di Canale 7, che vedo già collegato. Vediamo se eccolo qui. Ciao Domenico, buon pomeriggio. Allora, Buon pomeriggio a voi. situazione in casa Monopoli, settimana, come si è vissuta la settimana che porta a questa sfida col Monopoli, che lo ricordiamo è a 4 punti in classifica. Ma intanto si è vissuta una situazione di rilassatezza, se vogliamo, rispetto a quello che era il calciomercato, come immagino un po' dappertutto, visto che fino a lunedì sera si parlava, compresi noi ovviamente, nostro malgrado, più di calciomercato che delle probabili formazioni prima della partita contro il Cosenza e poi di quella contro il Siracusa, quindi finalmente si è potuto pensare soltanto al campo. Clima tranquillo, io ci sono stato ieri mattina all'allenamento, clima tranquillo, si è anticipato, vi do questa notizia anche per chi volesse mettersi in viaggio da Catania. Si è anticipata la trasferta ad oggi, in pratica sarà una sorta di vacanza allungata, perché da venerdì a domenica sarà il Monopoli lì, perché avrebbero dovuto viaggiare domani mattina in aereo, siccome domani c'è previsto lo sciopero degli aerei, per cui insomma matematicamente nel momento in cui perdi l'aereo non arrivi in pullman a Catania, perché l'aereo era previsto per le 10:30, si è deciso di anticipare ad oggi in pullman e di rientrare poi domenica sera con il classico aereo Catania-Bari delle 18:15, insomma, quindi si è voluto evitare, diciamo, qualsiasi tipo di rischio. Per il resto non ci sarà Falzerano infortunato, rientra tra i convocati Angileri, che però ovviamente non sarà della partita. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, convocato Volpe, che partirà dalla panchina, non ci sarà invece Calcanni, che ha bisogno, diciamo, di lavorare un po' per mettersi al passo dei compagni, perché non ha svolto la preparazione con il Novara. Ci hai detto già praticamente tutto, la formazione la vedremo alla fine della trasmissione, la probabile formazione del Monopoli, ma se ci vuoi già anticipare, se ci può essere qualche cambiamento, ad esempio chi potrebbe prendere il posto di Falzerano? No, secondo me la squadra è quella, nel senso, forse l'unico dubbio è quello tra Bordo e Battocchio in cabina di regia, per il resto è quella la squadra, cioè Piana in porta, Viteritti, Micelli e Piccinini in difesa, Valenti e imputato esterni, ricordiamo che il Monopoli fa minutaggio, lì c'è l'input societario di fare minutaggio, Scipioni, Bordo, Battocchio a centrocampo con Greco mezzala a sinistra, che voi conoscete bene tra l'altro Greco, imputato appunto a sinistra, in avanti Fall e Tirelli perché Fall ha segnato. Questa è stata la risposta di Colombo questa mattina in conferenza stampa, per cui Fall sarà preferito a Longo. Aggiungo una cosa molto che sto scrivendo in questo momento, sto scrivendo i miei pezzi, diciamo, per i vari giornali e televisioni eccetera, al di là poi ovviamente del valore nettamente superiore del Catania rispetto al Siracusa, sarà una partita molto diversa, al di là, ripeto, del valore, perché immagino che il Catania non darà la stessa profondità che ha dato il Siracusa agli attaccanti del Monopoli, perché la partita di domenica, se l'avete vista, l'ha perso il Siracusa, non l'ha vinta il Monopoli, perché una neopromossa, mi perdonino i colleghi, gli amici di Siracusa, non va a giocare in quel modo scriteriato, facendo la difesa, il fuorigioco praticamente a centrocampo come fece il Siracusa domenica. Ovviamente il Monopoli è stato bravo ad approfittarne, e se avesse avuto un centrocampista in grado di verticalizzare avrebbe vinto 5-0 quella partita. Domenico, io ti ringrazio, hai già anticipato anche la formazione, ma ci torneremo, la probabile formazione, ci torneremo a fine puntata. Grazie Domenico, alla prossima, buon pomeriggio. Grazie a voi e buon lavoro. E allora io voglio andare da Anna perché c'è uno spazio social sul Monopoli e poi leggiamo anche qualche messaggio. Anche. Ermanno ha parlato un po' dei punti di forza del Monopoli e vediamo questo video
pubblicato nella pagina social Instagram del Monopoli, che scrive: la prima di imputato, un altro assist del capitano e il primo gol della nuova Serie C per il Monopoli. È un video di Vitteritti e imputato, che sono i punti di forza del Monopoli. Diciamo che sugli esterni non stanno messi male, esatto, sotto l'aspetto della qualità. Anna. Invece vorrei passare a un po' di messaggi, perché si parla ancora di mercato. Sul mercato non credete servisse una vera alternativa a Di Gennaro? È forte, ma certe volte si distrae. Ma il mal di pancia di Inglese era vero, non ci potevo credere, mi fa ridere. E poi iniziano i pronostici per domani. Domani vinceremo almeno 2-0, forza Catania. Quest'anno ci sono i presupposti per fare un campionato di vertice, forza Catania. E poi passa una domanda per Ermanno, domanda per il giovanissimo e preparato Ermanno. Vedo poche soluzioni sulla linea difensiva del Catania. Mi preoccupa soprattutto la carenza di braccetti di piede mancino. Potrebbe essere un problema durante il campionato? Allora, mettiamo insieme questa cosa: alternativa Di Gennaro e linea difensiva Braccetti. A questo punto risponde Ermanno a tutte e due. Diciamo che è una cosa di cui avevamo parlato anche settimana scorsa, ed effettivamente è quello che dal mercato secondo me risulta che effettivamente manca quella che è anche la coppia a sinistra, anche se devo dire Pieraccini per quello che ci ha fatto vedere non mi è sembrato assolutamente spaesato in quel ruolo. Sabato ha sostituito a Cava dei Tirreni proprio Celli, ha giocato in quella posizione lì e non ha fatto assolutamente male. Ovviamente non è un mancino, l'anno scorso c'era Anastasio che in qualche situazione si abbassava e recuperava quella zona lì. Quest'anno sicuramente adatterà qualcuno, o Allegretto o Pieraccini tra tutti. Sul discorso di Gennaro è vero, qualche volta ha qualche piccola sbavatura, ma non è un gesto di superficialità. Un po' secondo me anche la sua prestanza fisica non lo aiuta durante i 90 minuti a tenere sempre quella che è la qualità fisica, anche perché ultimamente il Catania pressando così alto mister fa fare tante navette a Di Gennaro, effettivamente poi le navette ce le spieghi, Carlo? Le navette la prossima puntata. No, facciamo perché troppo lunga. L'alternativa di Gennaro è Martic, esatto. sicuramente, Sì. e a Celli e Allegretto. Sono delle coppie sono, ha caratteristiche totalmente diverse, magari è più adatto a una difesa a 4 Allegretto, però il ragazzo deve secondo me reagire a questo momento di difficoltà e vedrà che ci sarà spazio per i giocatori forti, così come ha detto come ha fatto Celli l'anno scorso, è partito da fuori e poi pian piano si è ritagliato il suo spazio, quindi spero per il giocatore, perché è un giocatore che stimo molto, che pian piano si ritagli il suo spazio. Vedrà che sarà merita. utilissimo. Su Inglese, vabbè, il mal di pancia di Inglese era vero, l'abbiamo capito e saputo tutti e verificato, abbiamo parlato anche venerdì scorso, però credo che la parola ultima l'ha detta Pastore proprio a corner, proprio qui su Telecolor, quando ha detto il ragazzo è un professionista, andrà avanti e tot. E questo è quanto. Vi faccio vedere un po' di grafiche partendo dal mister del Monopoli, che è Colombo. Abbiamo parlato del suo secondo, caro Carlo, ma Colombo, che è stato in biancoverde per 2 stagioni, la scorsa e nel 2021-2022, in entrambe le stagioni è riuscito ad andare ai playoff. In entrambe le stagioni non ha fatto benissimo nei playoff, perché l'anno scorso, considerando come era partito il Monopoli, poi l'eliminazione con la Gian Erminio era forse tutto sommato inaspettata. Mentre per quanto riguarda il Faro, abbiamo preso in considerazione il nome di Miceli, perché è sicuramente un uomo importante per la difesa del Monopoli, ma perché se ne è parlato tanto anche a livello di mercato per il Catania, anche se Carlo so che diceva se serve un braccetto non è Miceli, però questo lo sappiamo, ma è sicuramente un giocatore di qualità e importante per il Monopoli. Ritorno da Anna per messaggi dei nostri telespettatori e poi vado nuovamente da Ermanno. Da Riccardo e Diletta, oltre all'attacco sarà importante ancora una volta non prendere gol, finirà 3-0. A mio avviso al Catania manca un vero regista per fare il vero salto di qualità. Invece Ren64 canta, perché è una canzone, perché scrive però io non posso cantare perché non sono entrata per niente. Ritornello: Forte e Caturano, figli del vulcano, Caturano è forte e bucano tutte le porte. Oggi Toscano molto strano e inaspettatamente non convinto. Toscano non aveva mai le mani davanti.
E poi De Rose. C'è anche lo psicologo della conferenza stampa. metacomunicazione. Mi piace tantissimo questa cosa. De Rose, uomo di Toscano, voluto fortemente e contrattualizzato per 2 anni, adesso fuori rosa? E ancora, ultimo messaggio, ma tra Bugli e Valocchia, mister Toscano, di chi avrebbe avuto bisogno? Vabbè, su Buglio e Ballocchia abbiamo già detto, mentre invece su De Rose, questa è la scelta da parte della società. 3-0, vi dico che fra poco c'è anche il precedente dell'intelligenza artificiale, fra poco ve lo facciamo vedere. Sul regista? Buglio era il giocatore che poteva sicuramente prendere questo ruolo, avrebbe migliorato la qualità del centrocampo del Catania. Una volta che non è stato preso Buglio, i 4 centrocampisti sono dei centrocampisti di grande sostanza, di muro, e che sicuramente faranno bene e daranno quella impermeabilità che richiede il gioco di Toscano. Sicuramente anche Di Tacchio, così come Corbario Aloi, stanno dimostrando, Di Tacchio ha dimostrato anche nel corso della sua carriera di saperlo fare anche il ruolo del regista. Sicuramente non ce l'hanno nelle con caratteristiche diverse. Però ricordiamo l'anno scorso Verna, che era quel regista che doveva fare da completo filtro tra centrocampo e difesa, o tra centrocampo e attacco, non è stato in qualche modo utilizzato per quel ruolo lì, quindi ripeto quello che ho detto prima, secondo me il centrocampo non ha bisogno di un regista come non ha bisogno di una mezzala che si inserisce. 2 registi che fanno tanto filtro al centrocampo, che lottano molto e che soprattutto sappiano giocare in verticale. Andiamo a vedere se ci sono altri messaggi, visto che oggi ne abbiamo tanto. Abbiamo anche chi fa le rime, chi fa le rime poetiche, è bellissimo, chi scruta a livello psicologico la conferenza stampa, per cui torno da Anni. Ce n'è per tutti. Lo chiedo a breve, la rosa della nazionale spagnola per Toscano andrebbe bene? E ancora, Siracusa, vi dico, il Monopoli gioca in contropiede, difendono in 9 e lasciano 2 punte velocissime e in ne avanti. parleremo fra pochissimo. E ancora, il loro numero 11 è una scheggia e molto tecnico. Enzo D'Apriolo Gargallo, i giocatori sono buoni ma le impostazioni dei centrocampisti sono precipitose e la difesa ha troppa paura dell'avversario. E grazie ai nostri telespettatori che riempiono di messaggi la nostra chat, diciamo, se così possiamo chiamarla, non so, forse il termine non è proprio esatto. E noi siamo contenti, questo è indubbio. Saresti contento di allenare la Spagna? No, nel senso Toscano, Spagna, sarebbe contento Toscano di allenare la Spagna? Direi proprio di sì. Direi proprio, chi non lo sarebbe, anche io sarei felice di allenare la Spagna. Allora, andiamo da Ermanno per parlare invece dell'attacco. L'hanno detto anche i nostri telespettatori, l'ha detto il collega da Monopoli, l'ha detto Carlo prima. Questi 2 giocatori che sono veramente 2 schegge, con Tirelli che ha fatto molto bene e con Fall. Andiamo a vedere. Sì, vediamo subito dalle immagini, dal video, vediamo qui una situazione di palla in qualche modo giocata in sviluppo nel centrocampo. Qui vediamo Falzerano che non ci sarà nella partita di sabato, ma che vede benissimo l'1 contro 1 praticamente lasciato libero a Tirelli nella partita contro il Cosenza, che va da solo praticamente a tu per tu col portiere e crea pericolosità. Qua vediamo addirittura l'1-1 del Monopoli che avviene subito su calcio d'inizio dopo il gol subito. Vediamo la difesa molto alta del Siracusa, l'1 contro 1 che si viene a creare. Fall è bravissimo ad attaccare lo spazio e quindi la profondità e a fare male alla difesa del Siracusa. Addirittura c'è anche il secondo gol del Monopoli a Siracusa che nasce proprio da una situazione di attacco alla profondità. Non l'ho voluto inserire perché si vedeva, non era proprio chiaro dalle immagini. Qui invece si vede molto bene come sia Falzerano o Scipioni, chi che sia, ma soprattutto Battocchio e Bordo, che sono i play, registi puri degli 11 di Colombo, quando vedono delle situazioni di profondità da attaccare vanno subito a ricercarla. Andiamo a vedere adesso invece un'altra soluzione offensiva, perché tutti abbiamo parlato di questa qualità nella corsa, nel coprire lo spazio, se glielo si dà, come ha fatto il Siracusa, degli attaccanti del Monopoli, ma c'è anche una certa tendenza ad arrivare a crossare da destra per cercare il
gioco lì al centro dell'area. Sì, avevo anticipato prima il discorso di Viteritti e dei 2 assist nelle 3 partite, contando ovviamente quella della Coppa Italia. Vediamo proprio dalle immagini come da destra sviluppano con molta più facilità. Qui sempre Falzerano in conduzione, vediamo già gli uomini, vediamo Viteritti addirittura come una seconda punta dentro area, Longo e Tirelli. Qua vediamo Scipioni che si sovrappone sulla destra, Servito la mette dentro, e poi qua è bravissimo Tirelli. Questo è un gol secondo me fantastico, di altre categorie, la colpisce con una semplicità, sembra facile vederla così. Qui vediamo invece Viteritti, proprio uno sviluppo sempre nella catena di destra, Falzerano o Scipioni che si inseriscono anche per liberare spazio, e questo un cross, poi in realtà un traversone interessante sempre per Tirelli, che la va a attaccare benissimo nell'area piccola, e sigla il gol sempre contro il Cosenza. Quella era in Coppa Italia, questa invece in campionato. Vediamo altra sovrapposizione di Viteritti che mette una palla forte, in questo caso non aerea ma rasoterra. Bravi sia Tirelli che Longo a fare il velo, perché sapevano la presenza di Imputato, che è un ottimo 2004 destro che viene dentro il campo e che segna il suo primo gol tra i professionisti. Però vedi, hanno molto, cioè spesso spingono su quella fascia e spesso mettono questi cross dentro, rasoterra o aerei, che possono creare difficoltà. Sono molto bravi a attaccare quella zona. Col Cosenza addirittura i 3 gol siglati nelle 2 partite vengono tutti da cross da destra. Da cross da destra, è una caratteristica particolare. Carlo, non è che il Monopoli dunque non è solo Fale e Tirelli che corrono. Assolutamente. Conosciamo Viteritti, ma conosciamo pure Valenti, che è un ottimo cursore a faccia tutta destra, e è detto benissimo di Imputato, e sottolineo Marco, è un ragazzo che viene dalla Serie D, al suo esordio in Lega Pro, struttura fisica pazzesca, corsa da giocatore di categorie superiori, ambidestro. Tanta roba. Gran gamba l'anno scorso. Potrebbe essere, secondo me, in difficoltà Casasola, nella fase difensiva. La sfida Imputato Casasola è hanno una bella la stessa facilità di corsa, dovrà essere bravo Casasola a metterlo sotto, a metterlo sulla difensiva, perché potrebbe concedere in fase difensiva qualcosa Imputato, ma delle qualità in fase offensiva non è secondo a nessuno il ragazzo. Andiamo a vedere la scheda per chiudere questa seconda parte di preview con i risultati del Monopoli nelle prime 3 partite giocate. Dicevamo prima delle partite col Cosenza, 2 di fila, una in Coppa Italia vinta, una in campionato pareggiata, 1-0, 2-2, e poi la vittoria di Siracusa, con 2 partite giocate in campionato. Ovviamente una vittoria, un pareggio e 4 punti in classifica, subito dietro le 3 capolista in questo momento del torneo. Ci fermiamo, fra poco ritorniamo ancora per parlare del Catania e per andare a Trapani per la prossima partita di campionato. Fra poco. Ben ritrovati, terza parte della nostra trasmissione. Allora, andiamo a vedere le statistiche a confronto che abbiamo preparato sempre con il nostro Ermanno. Vi facciamo vedere un po' di dati per farvi capire la differenza che c'è fra Catania e Monopoli, a parte i gol fatti e i gol subiti, 7-0 contro 4-3, il valore di mercato che è ovviamente superiore per il Catania, l'età media che è più bassa, quella del Monopoli, i giocatori con il valore maggiore, dalla parte del Catania c'è Cicerelli, dall'altra parte ci sono Cicerelli e Casasola, scusate, dall'altra parte c'è Greco. Il piazzamento dell'anno passato, questa è una sfida di alto lignaggio, se si guarda anche al recente passato, quinta contro terza. Il modulo usato, lo schema tattico l'abbiamo visto, 3-5-2 da una parte, il Monopoli 3-4-2-1 il Catania. Gli obiettivi stagionali per il Monopoli ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, per il Catania certamente migliorarlo, lo sappiamo, e lo stato di forma l'abbiamo visto poco fa, quello del Monopoli, quello del Catania lo sapete, la sconfitta in Coppa Italia e le 2 vittorie in campionato. Torno dalla nostra Anna per i messaggi. Anna. Ci scrivono ancora: oltre all'attacco sarà importante ancora una volta non prendere gol. La squadra è in ottimo periodo di forma e spero che riusciremo a vincere anche contro il Monopoli. Forza Catania. Faccio un cambio rapido, il toscano non è contento e questo è inconcepibile. E ancora: buon pomeriggio, non bisogna criticare la squadra, sono forti, l'intesa c'è, cosa vogliamo di più? Fuori le cucchie, restate a casa. Ecco, ma diceva a noi? No, non lo so. Vabbè, la critica fa parte ovviamente del mestiere, soprattutto del mestiere del giornalista, è giusto che sia così. In questo momento
per quello che si è visto. È giusto anche analizzare le cose negative, fra virgolette, qualcuna la analizzeremo fra pochissimo, però è anche giusto godersi il momento, che è certamente positivo. Carlo, che ne pensi? No, non c'è dubbio, deve essere una critica sempre costruttiva. Quindi. E questo è. Allora andiamo dal nostro Ermanno di nuovo. Dicevamo appunto che nella critica c'è anche vedere che cosa magari non funziona. L'ha fatto Toscano anche dopo la partita con il Foggia, nonostante il 6-0, l'ha fatto anche dopo la partita con la Cavese. Ermanno, tu hai isolato un'altra clip. Sì, Marco, diciamo all'inizio trasmissione avevi detto che una delle parole più importanti che ripete spesso Toscano è quella di concentrazione. Sì. E quella è la concentrazione che non devi perdere, soprattutto negli ultimi minuti di gara, anche se la gara con la Cavese è andata avanti per altri 10 minuti oltre L'ha i detto 90. parlando dell'FVS Toscano, Sì, ha detto la il critica era proprio recupero è quella. un supplementare. Sì, in realtà è praticamente così. sì, a tutti gli effetti. In realtà è così. La difficoltà del Catania è stata nei minuti finali in un piazzato, soprattutto anche poi su una rimessa laterale, ma in questo piazzato vediamo proprio come la difesa si schiera con una marcatura a zona e la linea che si muove bene, scappa bene con i tempi giusti all'indietro. Sul primo tocco arriva il giocatore della Cavese, in questo caso Evangelisti, e qui vediamo Casasola e Lunetta che si dimenticano completamente non tanto di marcare l'avversario, perché è una marcatura a zona, quindi non vai su riferimento, però quantomeno devi mantenere la copertura della zona, della tua zona, in quel caso è la zona, diciamo, del primo palo, che è stata completamente lasciata sola. Entrambi guardano solamente ed esclusivamente il pallone, si dimenticano di ciò che hanno dietro, e lì soprattutto in quella parte diciamo, minuto di gara è un qualcosa da evitare, ed è un qualcosa da evitare soprattutto nella partita successiva, ma anche nei prossimi mesi, nelle prossime gare. Certamente. Hai parlato di due giocatori che sono più bravi nella fase offensiva piuttosto che in quella difensiva, e lì è un fondamentale proprio di un difensore. È chiaro, questo è indubbio, così come è un fondamentale della nostra Anna anche, oltre a leggere i messaggi e darci le lenti di ingrandimento, farci vedere quelli che sono i precedenti ultimi, diciamo, gli ultimi precedenti fra le due squadre, ma soprattutto l'attesissimo pronostico dell'intelligenza artificiale, Anna. Che in realtà ci ha azzeccato sì e no, perché il Catania alla fine ha vinto, però il risultato non era esatto della partita scorsa. Invece... È vero, 1-0 Sì. era il risultato, mentre l'intelligenza artificiale aveva detto 2-1. Però già aveva azzeccato in realtà, perché i gol sono stati 2-1, quindi basta. Spazio all'intelligenza artificiale. Vediamo che dice questa volta. Questa volta mi ha suggerito Catania Monopoli 2-1. I precedenti più recenti sono nel 2024 1-0 e sempre nel 2024 1-1, e invece 3-1 nel 2021. E Quindi... questi sono gli ultimi risultati fra Catania e Monopoli. Di intelligenza artificiale molto interessato anche il nostro Franco Cammarasana. Scherzo, l'altra volta abbiamo scherzato durante la diretta. Il nostro Franco, che è collegato da Trapani, anche lui in versione esterna. Ciao Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io avevo pronosticato, in verità lo rivelo, un 3-0 a favore, avevo sbagliato la prossima volta. Allora, speriamo che il collegamento sia migliore con Franco, perché abbiamo sentito una parola su 4, abbiamo capito comunque che aveva pronosticato il 3-0. Franco, ritorno da te per capire innanzitutto settimana del Trapani, certamente positiva dopo l'ultimo risultato. Sì, sicuramente sì, anche prima della partenza per Potenza, dove il Trapani giocherà domani con il Sorrento. Aronica ha detto chiaramente: il Trapani che vogliamo non è quello visto contro il Casarano, né tantomeno quello visto contro il Latina, pur avendo vinto 6-0. Anche in questa partita sono stati commessi errori, però Trapani completamente nuovo rispetto alla scorsa stagione, ha bisogno di un po' di tempo per trovare il giusto equilibrio. Per quanto riguarda la gara di domani, avrà a disposizione due dei neo-acquisiti, Stramaccione e il centrocampista Palmieri, che non erano in distinta contro il Latina. Non ci sarà invece l'ultimo arrivato, Andrei Motok, impiegato stasera nazionale della Moldova contro Israele. Le due squadre, le due nazionali, vi ricordo, fanno parte del gruppo 1 delle qualificazioni e stasera giocano in contemporanea Italia e Estonia, che appunto fanno parte del gruppo 1
delle quali mondiali. Non ci sarà nemmeno Nicoli, il difensore, infortunatosi in occasione della gara di Casarano. La rosa è abbastanza ampia. Io Franco, penso che andiamo perché la stiamo vedendo, andiamo proprio sulla formazione, sulla probabile formazione del Trapani per la partita di domani, che dovrebbe essere praticamente forse quella che vediamo, visto che siamo molto vicini all'evento. Esatto, sì, probabilmente scenderà in campo la stessa formazione, scesa in campo contro il Latina, il 3-4-2-1 con Galeotti dei pali, Pirrello, Salines e Negro in difesa, poi centro Kirvan, Di Noia, Celeghin e Benedetti, e poi Canotto e Fischnaller a ridosso di Randolfo. Ma, ripeto, sicuramente qualche sarà nel corso della partita, perché ripeto, adesso soprattutto con gli ultimi arrivi Baroni ha una rosa a disposizione molto competente, tra l'altro direi anche molto esperta, perché ha un'età media al Trapani di 26,1 come media di età, secondo soltanto a Catania, che credo abbia una media del 28,3%. Esattamente. Infatti, quindi punterà molto sull'esperienza per sopperire un pochino a quelle che sono le deficienze dovute al fatto che si tratta di una squadra tutta nuova, che deve trovare ancora il suo giusto equilibrio. Grazie Franco, ci vediamo venerdì prossimo, ovviamente tu i tuoi soliti appuntamenti del lunedì per l'anteprima, per Anteprima Corner, ovviamente con i nostri telegiornali. Ciao Franco! Salutaci il bel tempo di Trapani, che insomma c'è anche qui a Catania, però noi invece ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo, parleremo di altri sport con il futsal e con la pallavolo, e poi andremo a vedere quelle che saranno le probabili formazioni del Massimino. A fra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra preview, andiamo a parlare adesso di futsal, di calcio a 5 con la squadra della Meta Catania, lo ricordiamo tutti ma lo sapete, 2 volte campione d'Italia, con l'ultimo scudetto conquistato, che è stata presentata ufficialmente alla città durante la settimana e che proprio sia oggi che domani avrà delle amichevoli con una squadra maltese, la Luxol St. Andrews Futsal, squadra di Malta. Si gioca al Palacatania oggi alle 18 e domani alle 11:30, degli appuntamenti per vedervi la squadra campione d'Italia. L'ingresso è libero fino a completamento dei posti del Palacatania. Andiamo a sentire invece le impressioni di Carmelo Musumeci prima dell'inizio della stagione. Sentiamo. Ci siamo e quindi è obbligo sognare, a maggior ragione la squadra era già ben allestita l'anno scorso, adesso sono entrati anche 3 acquisti di assoluto valore, quindi abbiamo tutte le carte regola per poter sognare. Adesso però si comincia a fare sul serio, o meglio noi abbiamo già iniziato da una settimana, i lavori sono abbastanza duri perché sappiamo che tutti i risultati arrivano da un lavoro duro e quindi stiamo cercando di sistemare tutto quello che c'è da sistemare. Il sogno era riferito ovviamente all'Europa, alla Champions, perché chiaro, dopo 2 scudetti di fila magari si prova anche a fare ulteriormente bene anche in Europa. Chi invece sta lavorando già da qualche giorno, circa 2 settimane, per provare a far bene nel prossimo campionato di A2, la Sviluppo Sud. Catania in settimana ha parlato il direttore generale Donofrio, parlando del mercato, ma anche di quelle che sono le prossime amichevoli, anche in questo caso degli appuntamenti al Palacatania. Ma sentite Donofrio. Siamo molto contenti perché ci siamo resi conto che la prima sensazione è proprio che da un punto di vista umano, caratteriale, questi ragazzi stanno trovando molto bene. È stato fatto tutto quello che si poteva fare, perché sappiamo bene che noi abbiamo cominciato un po' in ritardo, con molte difficoltà, con delle incertezze, con tanti dubbi. Quindi io penso che quello che siamo riusciti a fare è il massimo possibile. Non voglio dire una sorta di miracolo, però sicuramente no, rimpianti non ne abbiamo, quest'anno è quello che potevamo fare. Sarà poi il campo a decidere se una squadra come la nostra, buona, potrà lottare per qualcosa di importante oppure limitarsi a cercare di ottenere una salvezza facile. È una settimana che ci alleniamo, questa è la seconda e abbiamo programmato una serie di amichevoli a partire dal 24 di settembre
e in più a questo punto abbiamo la partita che poi sarà, diciamo, una partita importante perché sarà la prova generale al Pala Catania il 12 di ottobre contro Modica. Ci crediamo veramente, abbiamo scelto e sposato la causa Catania proprio con la convinzione che è una piazza importante, che è una storia importantissima di pallavolo. Stiamo cercando veramente e abbiamo provato a fare una squadra competitiva, il palazzetto è meraviglioso, ora siamo qui dentro ed è incredibile quello che vedo. Sarebbe bellissimo vederlo pieno. E auguriamo ovviamente tutto il meglio alle squadre degli altri sport di Catania che tanto hanno onorato lo sport catanese negli ultimi anni. Ringraziando in regia Fabrizio Rizio, Angelo Pandolfo e Ottavio Longo, io voglio andare a vedere le grafiche delle probabili formazioni. Carlo, partendo dalla grafica del Catania che vediamo qui, ricca di sorprese la formazione, no? Nel senso che sarà con ogni probabilità la stessa che abbiamo visto nelle ultime partite ed è giusto che sia così, secondo me, considerando i risultati che ci sono stati e quello che ti hanno dato i giocatori. Parlo ad esempio di Forte, secondo me è giusto schierare Forte dall'inizio e poi magari creare la staffetta con Caturano. Ci sarà una staffetta, ci sarà spazio anche per Caturano sicuramente, credo che l'11 iniziale sarà questo. È possibile appunto che si vada verso questa soluzione per il Catania nella partita con il Monopoli. Andiamo a vedere nuovamente, l'abbiamo già vista con il collega di Monopoli, la formazione biancoverde ricordiamo la possibilità di vedere Battocchio lì in mezzo, con il fatto che non ci sarà Falzerano, con Greco, anche se qua l'abbiamo inserito per errore ovviamente, ma ci sarà Scipioni per cui chiaramente questo lo rifacciamo vedere. Abbiamo rifatto vedere il nostro errore, visto che è bello, ci sta anche quello. Andiamo a vedere invece la grafica degli arbitri per vedere chi sarà l'arbitro della sfida con il Monopoli, vale a dire Poli di Verona, gli assistenti Consonni di Treviglio e Fenzi di Treviso, il quarto ufficiale Rispoli di Locri e ricordiamo da quest'anno l'operatore FVS che è Riccardo Leotta di Acireale, praticamente la persona con cui poi l'arbitro controlla le immagini richiamate ovviamente dal quarto ufficiale. Che partita ti aspetti? Sarai ovviamente, Carlo, con Angelo Patanè domani allo stadio. Una partita diversa rispetto alle altre. Non mi aspetto un assalto feroce del Catania perché offrirebbe il fianco a due attaccanti che hanno nella velocità, nella rapidità e a campo aperto possono essere pericolosi. Quindi una partita un po' più accorta del Catania che possa far emergere soprattutto nel palleggio la migliore qualità. Quelle che sono le qualità ovviamente dei rossazzurri. Io vi ricordo l'appuntamento con Diretta Stadio, domani mezz'ora prima dell'inizio della partita, con Alberto Cigalini a condurre e poi appunto con Carlo e Angelo Patanè allo stadio e poi le interviste alla fine della partita che sono visibili anche in streaming. Questa è una delle tante novità di quest'anno per quanto ci riguarda, il sito siciliaweb.it come sapete. Benissimo, io a questo punto vi posso anche salutare perché noi ci vediamo la prossima settimana, ci rivediamo ovviamente domani con te allo stadio, Carlo. Perfetto. Ciao. Buon pomeriggio, ci vediamo domani allo stadio, buon pomeriggio a tutti. Ci vediamo certamente domani dallo stadio, Armando, noi ci ritroviamo venerdì, grazie. Assolutamente, grazie a te Marco, grazie a tutti. Anna, torno da te, ciao, buon pomeriggio di nuovo anche a te. Ciao Marco, noi ci vediamo, 2 appuntamenti per voi, uno domani alle 20:30 allo stadio per girare con voi tifosi un sacco di contenuti per i nostri social e poi venerdì prossimo, come già sapete, alle 14:30. Benissimo, grazie Anna, che proprio abbiamo visto appunto non è mai sopra le righe ma fra le righe, come abbiamo visto in questa puntata. Ricordo, ecco la nostra Anna sorridente, e ricordo che per lunedì noi ritorniamo ovviamente con Anteprima Corner, e con la registrata della partita, caro Carlo, e poi invece noi ritorniamo, come detto anche dalla nostra Anna, venerdì prossimo. Ciao a tutti.